Dai Luna Park al circo, tutti i lavoratori degli spettacoli viaggianti oggi si sono ritrovati qui in Piazza Municipio a Marghera per manifestare, per far sentire la loro voce, ma soprattutto la loro disperazione, perché sono fermi da oltre un anno. Nel 2020 li avevamo incontrati davanti alla sede della Protezione Civile perché per primi furono bloccati. Oggi li ritroviamo più esasperati di prima a chiedere di poter lavorare, al suono scelto non a caso della colonna sonora del film La vita è bella. Sfiderei chiunque ad avere un'attività ferma per un anno. Abbiamo dei costi di esercizio stratosferici, abbiamo tantissimi mezzi da mantenere e da non sottovalutare soprattutto che abbiamo le famiglie al seguito. Noi siamo in grado di mettere in sicurezza le nostre attrazioni, siamo veramente in grado, siamo all'aperto come ha detto il mio collega, adesso noi abbiamo bisogno di lavorare. Nei paesi stessi dove noi gestiamo le giostre sono sempre in comunicazione con i nostri ragazzi e veramente dimostrano una tristezza veramente grande a non poter vedere le giostre, chiedono continuamente quando tornate, quando arrivate. Il nostro lavoro è veramente una funzione sociale. I nostri costumi li abbiamo tirati fuori dai nostri armadi dopo un anno, oggi per rappresentare, per dirlo a alta voce che abbiamo bisogno di lavorare e chiediamo soprattutto, dopo del governo, un grande aiuto da parte delle amministrazioni comunali perché saranno loro dopo a poterci aiutare. Un appello rivolto al mondo politico ma soprattutto agli amministratori locali che oggi hanno voluto portare il loro sostegno. Come Regione del Veneto abbiamo voluto inserire anche tutto questo mondo all'interno dei beneficiari dei ristori di 18 milioni di euro realizzati col provvedimento dell'assessore Marcato alle Camere di Commercio. È un comparto e una filiera molto ampia che comprendono centinaia di migliaia di lavoratori, ha un'altissima densità occupazionale, specialmente sottolineando che sono coinvolte nel settore tantissimi giovani e tantissime donne. Una delegazione ha poi incontrato il presidente Zaia nella sede della Protezione Civile.